di Palermo, dove si affrontano Mazzara Futsal e Vigor San Cataldo, ultimo atto del campionato di Serie C1 regionale. Non riesce a liberarsene. Qui recupera palla ancora il Mazzara con Dopico sinistro, palla alta, primo tentativo dopo un minuto. Guardate, attenzione alla giocata di Dopico. Cambia fronte, va da Morales, ora Alves chiama il pallone, spalla la porta, riceve Lara Martinez che si gira, Lara Martinez, la palla scappeggiata dal portiere e poi attenzione all'uscita in ripartenza da parte della Vigor con il tentativo parato in due tempi da Sugamiele. Ricordo l'anno prossimo la novità regolamentare del tempo effettivo anche in C1, si passerà ai due tempi da 20. Qui la conclusione tentata da Dopico di pochissimo fuori. Sugamiele al lancio, la palla dentro, Alves se l'è divorato qui, arrivando comunque in spaccata. Sugamiele riesce a recuperare palla, ma scivola Coseliglio, attenzione da Vigor che recupera il tiro, la palla fuori nel raddoppio, poi Morales da dietro come una piovra recupera palla, Alves fronte alla porta, la respinta Pico. Poi la palla giocata in avanti, Coseliglio si gira, calcia, palla fuori, non di molto, prova ad accendersi Coseliglio. Di qua ad assistere a questa partita che fino a questo momento non sta tradendo le attese. Dopico, sinistro di Dopico, respinge in qualche modo il portiere che forse l'ha vista arrivare all'ultimo momento. Ha chiamato il Mazzara insieme ad Alessandro Figuccio che lo ha allenato, ne è stato capitano. Intanto attenzione ancora proprio De Marco con la parata Dopico sopra la traversa, il tentativo arremba il Mazzara Futsal. Alla Vigor che prova a continuare ad attaccare con questa palla messa dentro, si addormenta De Marco, occhio all'opportunità col tiro, respinto da Sugamiele. Alves riesce a tenerlo in qualche modo, passa sul 10 avversario, ancora Alves che passa, Alves dentro! A Felipe Alves. Dopico converge, poi cambia fronte, va da Morales, l'appoggio Dopico, calcia col sinistro, non trova la porta, prova in difficoltà il suo compagno che poi gli detta la palla in profondità, è uscito male di proietto Coseliglio, la tiene in campo, poi tunnel e la palla che esce in calcio d'angolo. Tu sai che c'è, provo a farmi perdonare dettando il passaggio. Dopico ha dato una palla col contagiri, intanto Alves impegna di proietto, torna sulla palla ma ha commesso fallo con la palla che intanto prova a passare, attenzione ad Alessi che sbaglia il gol del possibile 1-1 e Morales che recupera, è 2 contro 1, Morales da solo, Morales per Farina che non arriva, ma c'è la deviazione, c'è l'autogol che vale il 2-0 per il Mazzara Futsal, la prima vera grande giocata di Morales in tutta la partita, regala al Mazzara un altro passo verso la vittoria dei playoff. Martorana, Agnello fermato da De Marco, attenzione a Nicoli che può liberarsi su Damiele, su quello che era di mezzo tra un tiro e un assist. Angolo spodellato per Agnello, il palo e poi Martorana fuori, che occasione per Agnello. Mentre riesce a passare De Marco sul Granatiere, De Marco vince il rimpallo, la tiene Dopico, guarda la porta, finta il tiro, calcia e di proietto con l'esultanza dopo la parata. Pico toccato duro, c'è forse il fallo ma Morales fa, Morales per Figuccio, ha toccato una palla, è la palla della vittoria, è la palla del 3-0, Alessandro Figuccio, l'uomo che più di tutti forse ha lavorato alla grande per portare a casa questo grande risultato per il Mazzara Futsal. 3-0. Palla per Garcia Marquez che calcia col destro, respinge Figuccio che esulta, poi ancora Nicoli che non è spinto ed è finita!
e perché può volare